Siamo in Valpolicella, siamo all'interno della zona classica, ci troviamo in alta collina, in un vigneto tradizionale a Pergola Veronese. Stiamo raccogliendo l'annata 2013, rispetto alle annate precedenti siamo leggermente in ritardo, però le uve sono molto ben mature, sono sane, con dei livelli anche di acidità molto importanti e quindi daranno origine ai vini futuri della bolla che saranno particolarmente longevi. Mi riferisco in particolare all'Amarone e a Ripasso della Valpolicella. Questo che vedete è un vigneto a pergola, come abbiamo detto si trova in alta collina, rappresenta una forma della tradizione e sono coltivati vitigni autoctoni a partire dalla Corvina, abbiamo poi qua la Molinara, qua abbiamo la Rondinella e poi anche una vigna vicino a me di Corvinone. Queste sono le 4 varietà principali di questa denominazione che contribuiranno a dare origine all'annata 2013 dei vini della bolla. L'annata 2013 è stata particolarmente difficile, le fasi fenologiche della pianta sono state contrastate da questo andamento meteorologico molto variegato, però il grande lavoro che abbiamo fatto in vigna ha dato i frutti e li possiamo vedere, le uve sono sane e quindi anche i vini della bolla che andremo a produrre saranno sicuramente di grande qualità. Questo è un fruttaio tradizionale della Valpolicella, le uve sono arrivate da qualche giorno e resteranno a riposo per tutto l'inverno, subiranno l'azione benefica del freddo invernale, avverranno una serie di trasformazioni molto importanti che danno le caratteristiche uniche all'Amarone della Valpolicella ed in particolare all'Amarone della bolla. Con questo plateau di Corvinone vi saluto, l'appuntamento è fra qualche anno quando l'Amarone 2013 della bolla sarà finalmente pronto.